Sono le 18:30 di lunedì, è un po' presto per fare magari dei bilanci definitivi, però qualche riflessione la possiamo fare. Anzitutto parliamo dei votanti. Si aspettava un calo di questo tipo nel Comune di Venezia, che comunque è molto più contenuto rispetto a quello nazionale? Lei diceva appunto il calo è più contenuto, nel senso che il numero dei votanti pressappoco è lo stesso o qualcosina di più delle provinciali. Qui c'è da dire che la competizione per l'elezione del sindaco ha sollecitato maggiore interesse per la tornata elettorale, quindi la gente è andata a votare. Uno dei cali più grossi si è registrato a Marghera, Roccaforte di solito dei Rossi, con un meno 5%. Invece magari in altre zone del territorio comunale, come ad esempio nell'estuario, l'affluenza ha tenuto abbastanza. Potrebbe essere positivo alla fine dell'esito del voto finale per voi? Alla fine dell'esito, leggendo i dati, ad esempio dopo lo spoglio di 50 seggi su 300, noi verifichiamo che rispetto alle provinciali la Lega si attesta verso un 20%, quasi 5 punti percentuali in più rispetto alle provinciali, segno che come movimento sono state riconosciute le nostre battaglie e la nostra volontà di cambiamento. Poi se guardiamo invece alle proiezioni su quanto si sta emergendo a livello regionale, vediamo che la Lega sta emergendo a valanga, diciamo, rispetto al PDL e rispetto al resto, cioè per cui con dati che vanno al 36-38% rispetto a un 21-22% della PDL, quindi una Lega in forte crescita, una forte fiducia ai cittadini che potrebbe essere quella che leggiamo anche nell'estuario e anche nella zona di Marghera, dove c'è molta attenzione per i progetti e per le iniziative del nostro movimento. A livello regionale Zaia sta, come era nelle previsioni, nettamente vincendo su Bortolussi. Diciamo a livello comunale invece i due candidati, per quanto riguarda solo il voto in comune, sono più o meno alla pari, a circa un sesto dello spoglio dei voti. Questo fatto come lo leggete in proiezione della battaglia che domani si avrà tra Brunetta e Orsoni? Ecco, questo dato lo leggiamo in questo modo, sono ancora pochi seggi scrutinati, perché se io guardo al seggio 5 per dire che è un seggio significativo, cioè significativo è un seggio dove ad esempio non so, Zaia al 197 e Bortolussi 165, cioè bisogna aspettare ancora un po' per fare delle proiezioni e quindi il voto di domani sarà una grande incognita, non possiamo fare alcuna proiezione, noi ovviamente coltiviamo speranze, buone speranze eccetera e quindi l'apertura delle urne domani penso ci darà tante sorprese, insomma, positive per noi come Lega senz'altro e credo anche per la coalizione del centrodestra.